Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video che vi avevo promesso. Però, prima di parlare, e beh, ormai lo sapete, devo farvi vedere la maglia che mi ha inviato KK Goal gratuitamente. Vi ricordo trovate il link qua sotto in descrizione per delle maglie di calcio fatte veramente benissimo e che costano molto poco. Questa è l'Highway del City, veramente bellissima. Tra l'altro non so se si vede bene la sfumatura sia sul logo che sullo sponsor. Adesso vi faccio un close up, diciamo, della sfumatura, veramente bellissima. E forse l'avete intravisto, l'ho presa di Grealish, altro giocatore che personalmente adoro alla follia. Me la sono voluta prendere anche perché non ne avevo ancora una del City, quindi ho deciso di rimediare. Veramente fantastica. Vi ricordo, trovate il link qua sotto in descrizione. Però, tralasciando la maglia che appoggeremo qui un po' così, andiamo a parlare di quello che è il nuovo mister del Cagliari, Walter Mazzarri. Alcuni di voi su Instagram, anche il link di Instagram lo trovate qua sotto in descrizione, mi hanno chiesto: Miro, ma tu cosa ne pensi di Mazzarri? Secondo te abbiamo fatto bene, abbiamo fatto male? La risposta più sincera e immediata che mi viene da dire è: non lo so. È chiaro che a livello di nomi a livello di nome in generale mi sento un po' deluso, perché mi aspettavo un qualcosina di più. Non che Mazzarri sia l'ultimo dei fessi, chiariamoci, perché Mazzarri secondo me è un allenatore che ha un curriculum degno di nota. Però mi aspettavo un qualcosina di più, non saprei nemmeno io come spiegarvelo. Però non mi aspettavo Mazzarri come il nome. È buono sotto certi aspetti perché tralasciando le esperienze, parliamo prima di quella col Napoli. Col Napoli ha fatto veramente molto molto bene. È chiaro che aveva una rosa ottima in quei tempi, però ha fatto molto molto bene. Magari un po' più deludenti sono state le esperienze all'Inter e al Torino. Poi non mi ricordo se ce ne sono state altre. Se ce ne sono state altre non mi vengono in mente. Sono quelle che mi vengono in mente così sull'immediato. L'Inter era quello che era. Quell'Inter era una delle Inter più brutte degli ultimi anni. Probabilmente era l'Inter di Toir. Era l'Inter che giocava praticamente con Jonathan titolare a destra. Era un Inter che lasciava molto 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 a desiderare. Il Torino idem, però il Torino credo che in realtà sia sempre stata un po' come il Cagliari, e a me è quello che un po' preoccupa, ovvero una società che ha una squadra a disposizione che a livello di titolari può dire la sua, non diciamo campioni del mondo o cose simili, però può dire la sua, ma che alle spalle ha una società che non infonde così tanta fiducia. E la riprova delle parole che dico nei confronti del Torino le abbiamo sentendo anche quello che ha detto Juric, parlando di Cairo e di tutta la dirigenza. Anche se il Torino credo abbia uno dei migliori DS italiani degli ultimi anni, piccolo parere personale. E avendo secondo me il Torino una situazione simile a quella che ha il Cagliari, il fatto che sia arrivato Mazzarri preoccupa, e non poco, perché quando non c'è forse un progetto alle spalle lo vedo come un allenatore, diciamo, un po' fine a se stesso. Però per cosa sono contento che sia arrivato Mazzarri? Per un semplice fatto: il modulo. Penso che qui ci sia stata una scelta di pura coerenza, proprio tatticamente parlando, perché va via un allenatore che fa del 3-5-2 il suo punto di forza e ne viene un altro che fa del 3-5-2 il suo punto di forza. Visto che Inzaghi allena l'Inter, si è optati
si è optato per Mazzarri, anche perché poi è vero, c'è Conte libero, ma Conte costa un pochino. Anche se Mazzarri, da quello che si dice, dovrebbe prendere 2 milioni all'anno ed ha firmato un triennale. Attenzione, ha firmato un triennale. Sapete cosa significa questo? Significa che se Mazzarri verrà esonerato, verrà pagato fino al 2024 o fino a quando non troverà un'altra squadra. Quindi vorrà dire che ci avremo sul groppone stingaggio per non si sa quanto tempo. E appunto stavo dicendo, ho delle sensazioni positive solo per quel fatto, per il fatto che ci sarà, che voi lo vogliate o meno, che a voi piaccia la difesa a 3 o meno, una continuità tattica, che è una cosa importantissima, su cui il Cagliari non ha avuto tanti mentori. Ci si arrangiava, ogni allenatore che veniva provava a fare il suo gioco con il suo modulo e poi provava a cambiare. Provare a continuare, cioè continuare ad avere questa difesa a 3, a me non piace la difesa a 3, non mi piace per niente, però se il Cagliari deve usare quella la usasse. Apprezzo questa cosa proprio perché c'è una continuità, quindi vedo che almeno un minimo si è ragionato sulla scelta di chi prendere, ok? Poi Mazzarri a livello di nome potrebbe anche, tra virgolette, alzare un po' il blasone del Cagliari. Non lo so, negli ultimi anni le sue esperienze non sono state proprio così positive. L'unica che mi viene in mente positiva è quella con Napoli. Non lo so, non so bene cosa aspettarmi. Sarà sempre il campo a giudicare se Mazzarri avrà fatto bene o avrà fatto male. Io vi posso dire solo quelle che sono le mie sensazioni, e le sensazioni non sono verità assoluta. Vi riporto quello che sento. Staremo a vedere. Sono curioso? Nì. Sono curioso nì, perché ho notato che il cambio di allenatore alla lunga non ha portato poi a grandi cambiamenti in nessuno dei casi. Nessuno. Sono positivo? Nì. Perché sono positivo? Nì. Vi spiego pure questo. È vero che alla lunga i cambi di allenatore negli ultimi anni a Cagliari non hanno mai portato a cambiamenti, però c'è anche da dire che molte volte quando una persona si rivelava meno adatta oppure fuori luogo, è lì che è scattata la scintilla. E il primo nome che mi viene in mente, per esempio, è Allegri. Quanti avrebbero puntato su Allegri al Cagliari? E quanti avrebbero puntato anche solo un euro sul fatto che il Cagliari potesse andare così bene? Penso quasi nessuno, ok? Ed è chiaro, è anche giusto. Però ci possono essere quei colpi di scena. È chiaro che non significa che adesso ogni allenatore che arriva sarà come Allegri. È ovvio. O potrà fare quello che ha fatto Allegri a Cagliari. Però la palla è rotonda, il mister di calcio ne capisce, quindi io mi auguro, proprio con la A maiuscola, M ed A maiuscola, mi auguro che possa sbrogliare al meglio la situazione del Cagliari, possa far rendere al meglio i giocatori e, mi duole dirlo con tale volgarità, non si faccia pisciare in testa e farsi dire che piove. Cosa significa a Roma? Questa affermazione che io adoro, amo proprio questa affermazione, significa non farsi sostanzialmente, come posso dirlo senza essere cattivo, senza dire volgarità, non farsi fregare sostanzialmente, ok? Diciamo che è così, in italiano rende poco, però che le cose siano ben delineate, che sia lui l'allenatore e che sia lui a fare mercato con il direttore sportivo,
che il direttore sportivo sia il direttore sportivo vero e proprio, e lasciamo ad ognuno la figura che ricopre. Il presidente fa il presidente, il direttore sportivo fa il direttore sportivo, l'allenatore fa l'allenatore, i giocatori fanno i giocatori. Ok? Niente ragazzi, il video finisce qui, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Io vi ricordo, le magliette su KK Colla le trovate ad un prezzo veramente bassissimo, trovate tutti i link in descrizione insieme ai miei social e noi ci vediamo in un prossimo video. Bella!